Un uomo di successo, con Carlo D'Apporto. Le ho chiesto questa intervista per la nostra rubrica intitolata Un uomo di successo. So che lei è di umili origini. E se è vero? Nel mio caso è giusta la frase dal lago al milione. Lei ha cominciato come sarto? No, come sarto, dal lago di Garda, da dove sono partito giovane e povero per raggiungere Venezia e conquistare il mio successo. Pensi, tutti il viaggio a piedi? Eravamo mio padre, mia madre e 4 fratelli. E toccò a me a pensare al pan per tutti, sa? E che lavoro fece? Lo sfornaretto di Venezia. Il fornaretto? No, lo sfornaretto, perché avevo un forno in comune col mio vicino di casa, Francescon Giuseppe. Lui infornava e mi sfornavo. Eravate soci? Mi sì, lui no. Lui manco me conosceva. Ma se lui infornava e lei sfornava? Esatto, ma mi sfornavo quando lui non vedeva che avevo fatto un buso nel muro del forno e sfornavo il pan per la famiglia. Ma purtroppo non si vivere solo pan. In che senso? Che ci vuole anche il companatico. E per questo mi mise a fare il cretino. Il cretino? Con chi? Da solo? Il cretino? Lavoratore della Creta. Fabbricavo tegami in terracotta che poi cuocevo nel forno del pane. E li vendeva? Moltissimi. Si ero così simpatico e piacente che tutti li comperavano, anche perché la terracotta aveva il buon profumo del pan. Scherzi a parte, il segreto del suo successo qual è? Non è un segreto? Tutti i miei collaboratori lo conoscono. È vero? Certo, un viso ben curato che ispiri simpatia. E non è difficile, sa. Basta usare Acquavelva Ice Blue Williams. Il dopobarba che fa piacere. Dopo ogni tipo di rasatura, Acquavelva Ice Blue Williams. Elimina le irritazioni, rende il viso fresco e disteso, prepara la pelle alle successive rasature. Acquavelva Ice Blue lascia il viso giovane, elastico e ci si sente ottimisti, pronti per una giornata di successi. Dopo ogni tipo di rasatura, Acquavelva Ice Blue Williams. Il dopobarba che fa piacere.